facciamo conoscere la nostra zona. Vuoi? Ci sono così tante cose da scoprire. Così tante? Io vedo solo vigneti. Solo vigneti. Questa è una zona eccezionale. Le colline intorno a noi hanno ispirato poeti come Zanzotto, pittori come Cima da Conegliano. Ma non ti sembra pura poesia questo paesaggio? Meriterebbe il riconoscimento di patrimonio UNESCO. Ma non è sempre stato così. Quello che vedi è il risultato del sacrificio e del duro lavoro dei contadini. Gente povera ma tenace che alla fine è riuscita ad esportare il suo prodotto in tutto il mondo. Quale prodotto? Quale prodotto? Il prosecco. Mi sembra che anche tu lo beva e che ieri ti sia piaciuto. E quel castillo? Appartiene a una nobile famiglia, quella dei Conti di Collalto, che ha lasciato segno della sua presenza su tutto il territorio circostante. Infatti, vedi laggiù, quelle sono le case coloniche, contraddistinte da una riga rossa, ce ne sono ovunque dei dintorni, sono quelle dei mezzadri dei Conti. I Collalto hanno scritto la storia di questa zona sin dal X secolo, contrastati solo da un'altra famiglia feudale, quella dei Da Camino, le cui vicende si intrecciano continuamente. Furono condottieri militari e parteciparono a varie crociate. Erano proprietari di ben 3 feudi, i castelli di Collalto, di San Salvatore e di Credazzo, ai quali si aggiunse in seguito il castello di Colfosco, luoghi ricchi di leggende affascinanti e misteriose. Il castello di San Salvatore è la residenza ufficiale della famiglia sin dal 1300. Purtroppo del maniero, che nel Medioevo era tra i più grandi del Nord Italia, è rimasto ben poco. Per la sua posizione strategica, dopo la disfatta di Caporetto, diventò sede del comando austriaco. Per questo subì gli attacchi degli italiani posizionati al di là del fiume Piave, che danneggiarono gravemente il complesso, del quale oggi sono rimasti solo la cinta muraria, il blocco di Palazzo Odoardo e i ruderi degli altri edifici costruiti nel corso di 8 secoli. Benvenuti nel piccolo mondo Collalto. Questo è un mondo nel quale noi Collalto abbiamo imparato nel corso delle generazioni, oserei dire anche dei secoli, a crescere, a muoverci. È un mondo che abbiamo sempre amato e particolarmente perché siamo grandi appassionati del territorio, della terra, delle sue genti, amanti del bello e appassionati conservatori del paesaggio. Ma doveva essere bello un tempo vivere in ese castiglio. Sì, lo penso anch'io, infatti qui hanno soggiornato molti poeti, pittori, artisti e musicisti e qui organizzavano splendide feste nelle ale raffinate del castello. Infatti non a caso si dice che qui Monsignor della Casa abbia trovato l'ispirazione per scrivere il Galateo. È vero, qui si sono consumati tanti momenti di gioia, però anche dei drammi amorosi. Vivere ardente e non sentire il male. Collaltino è così affascinante, colto, ma così sfuggente. Lo so, io soffro immensamente la sua lontananza, però al suo ritorno, quando me lo consente, mi piace oziare a questo meraviglioso castello. Lo so che non dovrei invidiarmi per un amore che so non essere corrisposto, ma io accetto la sofferenza e accetto questa sofferenza con rassegnazione. Chi parla è la cortigiana Gaspara Stampa, perdutamente innamorata di Collaltino da Collalto, con cui ebbe una relazione amorosa dal 1548 al 1551, anno in cui il conte l'abbandonò improvvisamente e partì per la Francia. Il canzoniere che ci ha lasciato è la testimonianza del suo grande amore per Collaltino, un sentimento non sempre ricambiato che secondo alcuni fu la causa della sua morte, avvenuta nel 1554. Ecco un altro castiglio! Quello che vedi è ciò che rimane del castello di Collalto, una residenza già esistente a partire dal XII secolo. La fortezza godeva fama di inespugnabilità e nel corso dei secoli subì tremendi assedi. Famoso fu quello del 1412 ad opera di un capitano di ventura fiorentino, Pippo Spano, il quale sfogò poi la sua rabbia distruggendo un altro possedimento dei Collalto, il castello di Credazzo. Durante il 1500, nella rocca trasformata nel tempo in un nobile palazzo residenziale, furono ospitati artisti importanti come il Pordenone e Francesco da Milano. Per un certo periodo fu anche sede di un monastero francescano, soppresso in età napoleonica. Durante la Grande Guerra, così come era accaduto per il castello di San Salvatore, gli italiani bombardarono le postazioni di rincalzo austro-ungariche, distruggendo quasi completamente il borgo e la rocca. La chiesa subì danni gravissimi e fu ricostruita in seguito. Il paese venne del tutto abbandonato. Del castello di Collalto restano solo alcuni tratti murali della cinta, il torrione, pressoché indenne, e una delle torri delle mura, quella adibita al campanile.
Secondo me l'aspetto affascinante di ogni castello sono le leggende, le tragiche storie che si consumano all'interno delle mura, non trovi anche tu? E quale storia nasconde ese castillo? La storia di Bianca da Collalto, una bellissima fanciulla, la quale però, a causa della gelosia della sua padrona, che era da Camino, una donna diffidente e vendicativa, subì una fine orrenda. Mio padre era un dipendente dei Collalto. Lui mi lasciò orfana troppo presto, però fortunatamente ci fu Tolberto, il quale si prese cura di me, mostrandomi sempre un affetto paterno e addirittura offrendomi lavoro a servizio della moglie. Però, il giorno della partenza di Tolberto per la guerra, la mia signora interpretò il tenero saluto che lui mi rivolse e le lacrime che mi rigavano il viso come segni di una relazione intima, che però non esisteva. Lei assolutamente non aveva compreso il motivo della mia disperazione. Io avrei potuto non rivedere mai più quell'uomo gentile, l'unico che mi avesse sempre amato e protetto. Allora lei aspettò che Tolberto partisse e poi, sconvolta dalla gelosia, mi fece imprigionare, prima nelle carceri sotterranee del castello e poi... La perfida Chiara fece murare viva Bianca in una stanza della torre. Ritornato dalla guerra, Tolberto apprese ciò che aveva fatto la moglie e la cacciò. Da allora si racconta che il fantasma di Bianca appaia di tanto in tanto ai rappresentanti della famiglia Collalto, vestita di bianco per annunciare gioie, indossando un velo nero sul volto per presagire tragedie. Che triste storia. Sì, però non sono tutte così tragiche. In questo castello, ad esempio, è nata anche una santa, sai, la Beata Giuliana di Collalto, che pare abbia fatto anche dei miracoli. Proseguiamo il nostro cammino sui feudi dei Collalto. Ma sono finiti i castigli dei Collalto? No, un tempo ne esisteva anche un altro, quello dei conti di Colfosco, discendenti anch'essi da un ramo della famiglia Collalto. Purtroppo però non te lo possiamo mostrare, perché del castello sono rimasti solo alcuni massi. Ma non è successo niente in ese castillo? Beh, qui effettivamente è nata e ha vissuto Sofia da Colfosco, una donna molto emancipata per la sua epoca, una specie di Giovanna d'Arco del Medioevo. Sì, lo ammetto. Sono una donna di grande temperamento. Alcuni uomini di poca personalità mi definiscono la contessa virile solo perché, invece di rinchiudermi nel mio castello, preferisco mettermi a comando delle mie truppe e andare a combattere per difendere le mie terre. Io, Guelfa, ho sfidato persino Federico Barbarossa, contro il parere di mio marito Guicellone, un uomo mite con cui sono sempre in contrasto perché mi vorrebbe diversa, ma io so tenergli testa. Che donna interessante, mi piacerebbe sapere più. Di Sofia in realtà non si sa molto, si sa che il suo nome è strettamente legato all'abbazia cistercense di Follina. Infatti lei ne fu anche una grande benefattrice e per questo volle essere sepolta lì. Sa come muore? La sua morte è avvolta nel mistero, infatti alcuni sostengono che sia morta nel 1175 in una battaglia, altri sostengono che sia morta nel 1174, di ritorno dal suo pellegrinaggio a Santiago di Compostela, in Spagna. Ma voi donne siete tutte così forti e coraggiose? Ma sono stanca, andiamo a sederci. Certo. Quante cose hai imparato ese pomeriggio? E pensa che in questo percorso abbiamo raccontato solamente la storia della famiglia di Collalto e di alcuni dei personaggi che qui hanno vissuto, ma credimi che ne abbiamo potuto parlare per ore. Vedi, il posto in cui viviamo è bellezza, è storia che si respira ad ogni passo. Qui ci sono le nostre radici, le nostre tradizioni, che ci hanno permesso di essere il popolo che siamo, forte, laborioso, intraprendente e custode della propria cultura. E spiegare a te questi luoghi ci ha fatto comprendere una cosa importante. Inducendoci a ricordare chi siamo e da dove veniamo, ci hanno regalato una precisa identità e l'orgoglio di appartenere a questa comunità, per cui noi ti ringraziamo. Gracias a ustedes por esta bellísima experiencia.